Consiglio regionale ha un ufficio stampa autonomo e ha una sala come questa, esattamente questa, che ospita alcune delle comunicazioni che riguardano eventi, manifestazioni, proposte che il Consiglio regionale fa attraverso l'esterno. Le conferenze stampa vengono ospitate qui, organizzate dal personale dell'ufficio stampa e vengono in un qualche modo condivise a tutti i canali di stampa, media, tv, giornali, quotidiani, online che la regione ha già in calendarizzazione. Ecco, qui noi oggi abbiamo fatto un piccolo giro. Solitamente non è facile affrontare il palazzo perché ovviamente è uno spazio di lavoro. Io ci tenevo moltissimo però ad avervi qua per una serie di motivi. Il primo perché, se voi notate, in questo periodo difficile di tensione, no? Internazionale, di difficoltà, sentire un po' più vicine le istituzioni non è una cosa così di lana caprina, di contesto, è una cosa importante. E per sentire le istituzioni vicine bisogna conoscerle, capire fisicamente dove sono, come si comportano, che tipo di ruolo hanno, il loro funzionamento, la grammatica che sottostà alle istituzioni che ci rappresentano. Il fatto di venire qui a Venezia, anche se comporta un sacrificio nella mattinata, sottraendo tempo a materie preziose, scuola, è importante perché almeno abbiamo contezza di come il Consiglio regionale funziona, di dov'è e di quali sono le caratteristiche che in un qualche modo lo caratterizzano. Il Consiglio regionale del Veneto è un aspetto molto diverso dalla Giunta regionale. Stiamo parlando di due organi completamente diversi, che hanno un sistema di governo, delle regole molto distinte. C'è un trattamento diverso per il personale, ci sono dei regolamenti interni completamente diversi, i servizi più banali, la mensa, motoscafi, seguono delle regole completamente diverse. Questo perché? Perché noi siamo in una repubblica parlamentare, in una repubblica democratica, che ha tra i principi base del proprio ordinamento la separazione dei poteri. Confondere nello stesso spazio fisico chi governa, quindi chi ha compiti esecutivi, con chi fa le leggi, quindi chi ha compito legislativo, sarebbe una confusione dei poteri. Mette in soggezione, crea dei circuiti talvolta viziosi che non consentono agli organi di lavorare con la loro autonomia. Questo è il motivo per cui noi abbiamo due palazzi distinti e due ordinamenti diversi. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia regolamentare, si compone di alcuni organi fondamentali per il suo funzionamento. Primo organo, ufficio di presidenza, composto da il Presidente del Consiglio regionale, che è eletto nella prima seduta con una maggioranza molto larga, uno scrutinio segreto, ed è indicazione della maggioranza e dell'opposizione. Cioè, per eleggere il Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale, bene o male devono essere d'accordo un po' tutti, perché è una figura di estrema garanzia di tutti i consiglieri, che sono espressione di una maggioranza e anche espressione di una minoranza. Il Presidente del Consiglio regionale in questa legislatura è il Presidente Luca Zaia, che è coadiuvato all'interno dell'ufficio di presidenza da 2 vicepresidenti e 2 consiglieri segretari. 2 di questi sono espressione della maggioranza, il vicepresidente vicario, quindi chi fa le funzioni se il presidente non dovesse essere a palazzo, e il consigliere segretario della maggioranza, e 2 membri sono espressione della minoranza. Questo perché l'ufficio di presidenza è l'organo di governo, di autogoverno del Consiglio regionale, di tutti, e deve garantire, tutelare, comprendere, avanzare le richieste, le esigenze di tutti i consiglieri. L'ufficio di presidenza si trova settimanalmente, ha un ufficio apposito, solitamente decide per criterio unanime, non ci sono molte spaccature. Se si va al voto all'interno dell'ufficio di presidenza, comunque la maggioranza ha la maggioranza da un punto di vista numerico, perché sono 3 membri, presidente, vice, consigliere segretario, contro i 2 membri della minoranza, vicepresidente e consigliere segretario della minoranza. Ma solitamente, essendo che le decisioni che l'ufficio di presidenza assume riguardano il Consiglio regionale nella sua interezza, vengono assunte attraverso una discussione e un accordo unitario, corale, in cui tutti sono d'accordo. L'ufficio di presidenza è uno di questi organi e ha in modo particolare il compito di governare il Consiglio regionale come istituzione. Quindi l'ufficio
ha il compito di gestire gli spazi, il personale, il bilancio, gli aspetti più concreti della vita del palazzo, perché per far girare la macchina sono tanti gli ingranaggi, talvolta anche molto concreti, specifici, quotidiani. Il Consiglio regionale, attraverso il suo ufficio di presidenza, ha un bilancio di 50 milioni di euro, che non è il bilancio della regione. Il bilancio della regione Veneto, cioè i fondi con cui si pagano le strade, lo sport, l'università, è un bilancio da 18 miliardi. Il bilancio del Consiglio regionale, cioè i fondi che servono per far funzionare l'assemblea elettiva regionale, è di 50 milioni di euro. Il Consiglio regionale ha circa 250 dipendenti, che sono tutte le figure, chi nel servizio appalti, chi nell'informatica, chi nella stampa, il personale autista, i motoscafisti, tutti coloro che fanno funzionare al meglio la macchina consiliare, dai compiti più quotidiani, più concreti, anche al personale dirigenziale all'interno dei gruppi consigliari, che ha funzioni di consulenza legislativa, giuridica, politica. Quindi c'è una parte del personale che è assunto direttamente dalla regione attraverso concorsi, come in gran parte delle pubbliche amministrazioni, e una parte del personale che è fiduciario, cioè su scelta degli organi politici del Consiglio regionale, quindi i gruppi, le commissioni, l'ufficio di presidenza. Quindi talvolta non occorre avere un concorso vinto per far parte del personale del Consiglio regionale. C'è una parte del Consiglio che è composta da personale di natura fiduciaria, cioè scelta direttamente dagli eletti in Consiglio regionale. L'ufficio di presidenza ha queste prerogative, io in questo caso faccio parte dell'ufficio di presidenza, e è una grande palestra, perché è un organo che offre una visuale a 360 gradi sulla vita del Consiglio. Non è un organo che ti costringe a sapere tanto di poco, ma è un organo che ti costringe ad avere un occhio complessivo della vita del Consiglio, un po' tutti gli aspetti. E in modo particolare l'ufficio di presidenza all'interno dei suoi membri suddivide le deleghe di riferimento. Il presidente Zaia all'inizio della legislatura mi ha affidato la delega al patrimonio immobiliare, quindi i palazzi di proprietà del Consiglio regionale, la gestione degli spazi, manutenzione, scelte che riguardano l'aspetto immobiliare, e il servizio dei motoscafi, che per noi che arriviamo dalla terra, siamo uomini di terraferma, gestire un servizio a natanti è una cosa un po' particolare. Infatti io il primo giorno ho detto: ma Presidente, spiegami cosa devo fare con questi motoscafi, no? Però pian pianino si comprende che anche i servizi più essenziali che i consiglieri e il personale vivono tutte le ore del giorno hanno una loro logica, hanno una loro necessità di attenzione e talvolta rientrano anche tra le richieste più frequenti. Quindi è un servizio ed è un ruolo, quello all'interno dell'ufficio di presidenza, che ti consente di capire bene come funziona la macchina e di avere una visuale complessiva sul funzionamento del Consiglio. Un altro organo importante del Consiglio regionale, oltre all'ufficio di presidenza, sono le commissioni consigliari. Le commissioni all'interno del Consiglio regionale del Veneto sono 6. La prima commissione si occupa di bilancio, affari istituzionali. La seconda commissione, infrastrutture e trasporti. La terza, attività produttive, industria, agricoltura. La quarta è una commissione di garanzia presieduta dalle minoranze, quindi che ha una funzione di controllo ispettiva che le minoranze fanno nei confronti del Consiglio regionale e della maggioranza. La quinta commissione, che è la più importante per peso economico, è la commissione sanità e sociale. L'85% del bilancio della regione Veneto è sanità. Quindi voi capite che in quella commissione passano miliardi di euro. E la sesta commissione, che è la commissione istruzione, cultura, formazione, lavoro. Le 6 commissioni che compito hanno? Sono le commissioni parlamentari, cioè sono lo spazio in cui i provvedimenti, prima di andare in Consiglio regionale per essere votati e discussi nella loro fase terminale, vengono approfonditi, studiati, discussi, valutati. Il processo delle commissioni, Giacomo, è lento, perché le commissioni fanno parte della burocrazia tipica di una democrazia. Però è un processo che, seppur faticoso, consente di arrivare in aula dopo un'ampia concertazione,
che tiene in considerazione l'opinione di tutti i consiglieri e quindi di tutte le parti politiche, e anche dà l'opportunità di valutare, abbozzare, sgrezzare i provvedimenti più volte. Questo con l'obiettivo di arrivare in fondo senza sufficienza, senza eccessiva superficialità, ma con un provvedimento serio che tiene in considerazione le esigenze di tutti. Il processo delle commissioni qual è? Illustrazione della proposta di legge. La proposta viene illustrata. Nella seduta successiva della commissione la proposta viene discussa, punto per punto, articolo per articolo, poi passa in prima commissione, bilancio affari istituzionali, per un controllo se vi è la copertura finanziaria e se giuridicamente la proposta sta in piedi, è a posto e ha tutti i crismi in ordine. Una volta approvata in prima commissione, torna la proposta nella commissione di appartenenza, cioè da dove è partita, e viene approvata lì. Finito questo processo, che può durare anche molti mesi, la proposta arriva in Consiglio regionale. Arriva già con un voto di riferimento, cioè la commissione con i suoi membri ha già votato rispetto al provvedimento, e poi viene discussa da tutto il Consiglio regionale e votata. Questo perché? A cosa serve la commissione? Serve a evitare che su ogni provvedimento ci siano 50 consiglieri che vogliono dire la loro. I consiglieri si suddividono nelle commissioni sulla base delle loro capacità, delle loro sensibilità, del loro interesse, lavorano in quella commissione perché magari possono portare un contributo più qualificato e in un qualche modo evitano che il dibattito sia infinito, lungo, talvolta mieloso. Ufficio di presidenza, 6 commissioni consigliari, i gruppi consigliari. Cosa sono i gruppi consigliari? I gruppi consigliari sono la proiezione dei partiti, cioè delle liste che si sono presentate alle elezioni, in Consiglio regionale. Quando noi diamo un voto a una lista, la lista entra in Consiglio regionale e non è più lista o partito, diventa gruppo consigliare. I gruppi hanno dei loro uffici, hanno il personale, hanno dei fondi per fare politica. Io ho dato la mia fiducia a una lista, quella lista deve essere messa nelle condizioni in seno al Consiglio regionale, cioè l'assemblea che rappresenta i 5 milioni di veneti, di poter elaborare proposte, avanzare iniziative, essere rappresentante del territorio. Per farlo ha bisogno di uno spazio in cui lavorare, del personale che possa gestire la segreteria, gli inviti, le comunicazioni, le proposte, e anche di qualche fondo per approfondire la proposta di legge, capire cosa si fa in giro per l'Italia o in giro per il mondo, avere della comunicazione per poter dialogare con i cittadini che ci hanno dato fiducia. I gruppi consigliari sono un organo importante del Consiglio regionale. Variano i fondi e il personale sulla base della quantità dei membri del gruppo, cioè più il gruppo è rappresentativo, quindi più consiglieri sono stati eletti in quella lista, più il gruppo viene messo nelle condizioni di fare il proprio mestiere. Oggi i gruppi più numerosi sono quelli della Lega, Fratelli d'Italia, Partito Democratico. Esistono anche gruppi da una persona, in cui il capogruppo è il capogruppo di se stesso, perché magari quella lista, nella logica della legge elettorale, è riuscita a eleggere un unico consigliere, che però ha diritto come gli altri ad avere uno spazio del personale e dei fondi, perché lui è il rappresentante o lei è la rappresentante di una percentuale di voti che va ben oltre la sua persona e quindi deve riuscire a rappresentarli con gli strumenti e l'energia che in un qualche modo gli è dovuta, insomma. I monogruppi in Consiglio regionale, cioè i gruppi costituiti da un unico consigliere, sono più di 4 oggi. Ufficio di presidenza, commissioni consigliari, gruppi consigliari. Il Consiglio regionale si snoda attorno a questi 3 organi e ha un compito preciso che si snoda su questi presupposti, cioè quello di fare le leggi. La Regione, dopo il Parlamento, è l'unico organo nel nostro Stato, nella nostra Repubblica democratica, che ha il compito puramente e tecnicamente legislativo. È un legislatore a tutti gli effetti, produce delle leggi, che è una cosa significativa, se mi consentite, perché le leggi possono o migliorare la vita delle persone o, se fatte male, anche peggiorarla.
il compito del Consiglio regionale è il compito tipico di un'assemblea parlamentare, di un Parlamento. Fa le leggi e cerca di strutturarle nelle competenze che la Costituzione gli affida. Sono competenze anche importanti, la sanità è una di queste, l'organizzazione del tessuto sanitario, la formazione, il lavoro, talvolta anche l'istruzione in qualche aspetto. Il Consiglio regionale, oltre al Parlamento nazionale, è l'unico organo deputato a legiferare. Un dato importante che vi condivido e poi lascio a voi domande, spunti e non voglio dilungarmi oltre, è che questo Consiglio regionale, da poco entrato in carica, voi sapete che noi abbiamo scelto i nostri rappresentanti lo scorso novembre, quindi qualche mese fa, ha su 50 consiglieri 40 che non provengono dalla precedente legislatura. Quindi è un consiglio molto nuovo, in cui ci sono anche diversi giovani di molte parti politiche distinte e un clima anche di grande novità, che è rappresentata anche dal Presidente della Giunta, che comunque ha 33-34 anni, quindi non è proprio un vecchietto col bastone. Da questo punto di vista non è facile quando si inizia una legislatura ingranare, perché tutti i meccanismi che ho provato in poche parole a condividervi hanno bisogno di esperienza, di attenzione, di precisione. Serve creare un certo afflato per far funzionare la macchina. Quindi i primi mesi di solito sono dedicati a studiare il luogo in cui si è e a prendere confidenza con gli strumenti dell'assemblea elettiva. Questa è stata un po' anche la mia esperienza in questi primi mesi. Non è facile. Io arrivavo dall'esperienza nel Consiglio Comunale della città di Vicenza, dopo aver fatto rappresentante di istituto, come voi, dopo aver fatto lo studente, a volte con scarsi risultati, insomma siamo arrivati in fondo, e è molto diverso l'esperienza di un Consiglio Comunale da quella di un Consiglio regionale. Intanto perché una cosa che non dobbiamo e non possiamo sottovalutare, il peso della politica è maggiore. Cioè mentre nel Consiglio Comunale o in assemblea di istituto la discussione attraversa uno spazio più limitato, lo spazio tipico di una città, di un comune che ha dei confini limitati, il Consiglio regionale discute anche di questioni ampie in cui la politica ha un peso, l'appartenenza ideologica pure, e il peso dei partiti lo si sente in modo molto più ampio rispetto al Consiglio comunale. Un altro dato che non è scontato è che il Consiglio regionale, a differenza del Consiglio comunale o dell'Assemblea di istituto, vede la partecipazione di persone che provengono da territori diversi. Il Consiglio regionale garantisce la rappresentanza a tutte le province venete, anche le più piccole. Noi abbiamo colleghi bellunesi, di Rovigo, veronesi, di Padova, di Venezia, e ogni territorio, anche se abitiamo nella stessa regione, ha delle sue peculiarità, particolarità linguistiche, sociali, di attitudine, di comportamento, e non è facile mettere d'accordo uno che abita a Feltre con uno che abita a Chioggia o uno che abita nel Polesine con uno che abita nella Lessinia o nel Baldo Veronese. Ogni territorio porta con sé delle abitudini comportamentali che sono complicate talvolta nell'esercizio delle proprie funzioni, e quindi questo è un altro aspetto che ho trovato molto interessante, perché ognuno porta le istanze del suo territorio e anche il modo tipico di ragionare del territorio di appartenenza. È un dato, se volete, che ha anche un sapore particolare, ma molto vero, molto quotidiano. Un'ultima cosa che vi condivido, che è un aspetto, se volete, anche dettato dall'esperienza così personale, è il fatto che per quanto sia difficile, per quanto può sembrare complicato mettere d'accordo più persone, entrare nel ritmo di questi processi difficili, lunghi, complicati da comprendere, però ci si accorge che questo sistema è un sistema che garantisce una rappresentanza democratica alla nostra gente. E questa cosa qua, credetemi, che in questo periodo storico non è scontata. Questo spazio ha tutte le garanzie del caso, ma non c'è uno che si sveglia la mattina e fa il matto in giro per il mondo. Ci sono dei pesi, dei contrappesi,
degli spazi di compensazione molto seri. Quindi per quanto possa risultare anche per un giovane talvolta complicato presentare una proposta, avanzare un'istanza, rappresentare bene la propria gente, i propri studenti, ci si accorge che è comunque un organo molto serio, che ha una sua logica e che ha un suo peso specifico. E questa cosa qua si chiama democrazia, che, diceva Cerci che ha soggiornato in questo hotel, è anche una brutta bestia, è qualcosa di difficile, ma è la miglior forma di governo che in questo momento al mondo abbiamo, per quanto poco. Basta, ho chiuso il quadro, non vi annoio più. Lascio a voi invece se ci sono delle... Teo. Intanto, consigliere, permettimi un ringraziamento a nome dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza. Ecco qui allora un saluto e un ringraziamento da parte dell'Ufficio Scolastico di Vicenza. Purtroppo la dottoressa Morbioli oggi è stata impegnata con riunioni con l'Ufficio Scolastico regionale e quindi non è potuta venire qui con noi. C'è la collega Cinzia Capitanio, ecco, che collabora per un po' di ore, ecco, nel mio ufficio. E niente, lo volevamo ringraziare per questa opportunità che è stata data ai ragazzi che già, ecco, il consigliere ha avuto modo di conoscere negli anni quando era a Vicenza, è sempre stato vicino alla consulta provinciale degli studenti e la promessa che aveva fatto qualora, ecco, fosse stato eletto in consiglio regionale di darvi la possibilità di venire qui e visitare i palazzi della regione. Quindi lo ringraziamo, ecco, anche per aver mantenuto questa promessa che aveva fatto. Dopodiché presento la attuale presidente della consulta, Matilde Grandesso, che è del Fermi di Bassano, e il vicepresidente Lorenzo Addeo. Alzati pure Lorenzo, così ti fai vedere bene, ecco, che invece frequenta il IOI di Vicenza. Lorenzo e Matti. Ecco. E poi dopo magari facciamo un rapido giro, si presentano e abbiamo anche i nostri tutor che sono la nostra colonna portante, Francesco Crestani del Quadri. Ecco, loro sono usciti dall'ordinamento scolastico, però hanno dato l'opportunità, ecco, di continuare a collaborare per portare avanti il lavoro che via via viene fatto nel corso degli anni, perché non si perda nel passaggio, ecco, biennale di cambio consulta. Poi abbiamo Giovanni Ferrari, che lui è ancora a scuola però del Boscardin, però anche lui è uscito dalla consulta, ma comunque ha questo ruolo di tutor, e la presidente uscente è uscita, ecco, dai, Serena Ronzan, che hai avuto modo di conoscere, ecco, e che adesso anche lei frequenta l'università come Francesco, però sono sempre disponibili, ecco, a seguirci nelle nostre iniziative quando possibile. Quindi grazie ancora da parte di tutti noi. Mi sono dimenticato all'inizio di dirvi che con Emanuela c'è un rapporto ormai da tanti anni anche con la consulta provinciale e io ci tenevo moltissimo a formularvi questo invito, perché l'esperienza studentesca può portare anche ad arrivare a questi spazi e noi come generazione intanto abbiamo bisogno di coltivare una classe dirigente, perché guardate che noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in un territorio, in un periodo che ci ha dato la possibilità di studiare, di lavorare, di avere anche un certo benessere diffuso, ma questa cosa qua non è scolpita sulla roccia, inscalfibile, è una cosa che va coltivata e conquistata ogni giorno. Se noi vogliamo garantire ai nostri figli, per chi ce li avrà, tra 10, 15, 20 anni, lo stesso grado o magari anche un futuro migliore, dobbiamo impegnarci. E ci si impegna nel mondo del lavoro, nel mondo del sociale, del volontariato, ma anche nelle istituzioni e in politica. Noi dobbiamo riabituarci ad abitare questi spazi. O ricominciamo a prendere un po' di gusto nel rappresentare, far parte delle istituzioni, nell'essere classe dirigente politica, altrimenti la costruzione del futuro è un po' più complicata. E io penso, almeno nella mia esperienza è stato così, che per qualcuno di voi magari vedere come funzionano questi spazi, queste istituzioni, conoscerle da vicino, vedere anche gli aspetti più quotidiani, più pratici, poi può portare a una passione che sfocia anche in una vocazione. Ed è una cosa di cui noi abbiamo una necessità pazzesca. Dobbiamo avere ragazzi e ragazze motivati, che hanno voglia di rappresentare la loro terra e che hanno voglia di essere la nuova classe dirigente. Per farlo dobbiamo creare anche queste occasioni di avvicinamento tra le istituzioni, in questo caso regionale, e i giovani, e magari anche conoscendole, apprezzandole,
si trova anche il gusto magari un giorno di mettersi l'obiettivo, l'aspirazione di entrare a farvi parte. Per molti il cammino nasce così, dalla presidenza, vicepresidenza o far parte della consulta, pian pianino impegnarsi nelle associazioni, nella politica universitaria e poi arrivare a rappresentare queste istituzioni. Per me è stato così e francamente auspico che possa essere così anche per voi nei prossimi anni. E su questo, credetemi, non si è mai troppo giovani per provare a farcela. Io sono stato eletto in consiglio comunale a 18 anni, finché facevo la maturità, e problemi zero. Convinti, fino in fondo, determinati, tocca a noi. Lo spazio in politica va preso, non si riceve, nessuno ti regala niente. E aspettare, rimandare, ma non so, forse so all'altezza, serve niente. Ci vuole il coraggio, la determinazione, lo spirito per dire qui c'è una generazione che ha voglia di prendersi sulle spalle il proprio futuro. Fino in fondo si parte dal consiglio comunale, dalla rappresentanza dell'istituto e pian pianino ci prendiamo lo spazio su ogni istituzione. Il nostro paese necessita di questo. Quindi era un po' questo anche il motivo, non solo per onorare una promessa, una condivisione che avevo fatto all'ufficio, ma anche per provare a creare delle occasioni utili per far appassionare i nostri coetanei, i nostri giovani, a delle istituzioni che devono cominciare ad essere popolate di gente capace, che ha voglia di fare e che può portare un contributo utile per il proprio futuro. E siamo convinti? Boh, mi raccomando, Cesco. Domande, dubbi, perplessità? Sì, ne approfitto anche per presentarvi Matteo Berto Antonini, che è il capo segreteria del consigliere segretario. E Matteo ha lavorato diversi anni nella Giunta, che è l'altro organo che compone la regione. In modo particolare ha lavorato nella segreteria prima del presidente Zaia, quando era presidente della Giunta, dell'assessore della sanità, e oggi ha fatto questa scelta scellerata di venire a darmi una mano in consiglio regionale. La segreteria che abbiamo composto è composta da 3 coetanei. Matteo è della stessa età mia, abbiamo 26 anni, e Nicolò, che è l'altro amico che ci dà una mano in questa esperienza, anche lui ne ha 27-28. Quindi sono 3 giovani scatenati, e Caterina, sì, che ne ha 25. Quindi i giovani possono fare politica. Ecco. Teo. Facciamo un giro. Sì. Sì, va bene. Grazie. Beh, dai. Allora, io sono Francesco, ex studente del liceo Quadri e segretario uscito della consulta e sono qui come tutor. Fontana Luca, dell'Istituto Parolini di Bassano, sono presidente della Commissione Ambiente della consulta. Coraio. Io sono Matilde Grandesso dell'Istituto Tecnico Fermi a Bassano del Grappa e sono la presidente di consulta. Io sono Martina Dir del Chilesotti di Tiene. Io sono Sartori Davide, segretario della consulta dello Scotton di Bassano. Siamo 2 segretari. Io sono Chantal Matroni, anch'io dall'Istituto Scotton, però di Breganze, e basta. E ricordami, Chantal, Scotton di Breganze Sì. è un istituto che tipo di indirizzo di studi ha? E al professionale, il tecnico e basta, in teoria, giusto? Sì. A Breganze? Sì, Breganze e Scotton, Breganze e Bassano, sì, ha 2 sedi, però sì, sono dello stesso istituto, ecco. Io sono Nicole Chiumento e frequento il liceo artistico al Boscardin. Io sono Gobona Chiara e frequento il liceo Corradini di Tiene. Io sono Giuseppe Dircetti e frequento anch'io il liceo Corradini di Tiene. Io sono Stella Irene e frequento l'Istituto Almerico d'Aschio di Vicenza e sono presidente della Commissione Arte e Cultura. Bello. Io sono Alice di ieri, faccio parte dell'Istituto Bartolomeo Montagna dei Servizi Sociali e sono presidente della Commissione Educazione Civica e Legalità. È un indirizzo importante. Ne abbiamo tanto bisogno. Io sono Mane Edoardo e frequento l'Istituto Tecnico Economico Pasini a Schio. Io sono Emanuele Rossi e frequento il Cecato a Tiene.
Io sono Max Alfieri e frequento l'Americo da Schio di Vicenza. Io sono Anna Zorzetti e frequento l'Istituto Farina a Vicenza. Io sono da Craui Iosse e frequento l'Istituto Farina di Vicenza. Io sono Ghioldo Thomas, frequento l'Istituto Rosselli Sartori di Lonigo. Che è istituto, Thomas? Rosselli Sartori, Ed è indirizzo di studi? sia professionale che tecnico. Tecnico. Io sono Noemi Bertin e frequento il Masotto a 90 Vicentina. Io sono Rachele Camponogara e frequento anch'io il Masotto 90 Vicentina. Io sono Giulia Vergine e frequento il Canova, Istituto Tecnico per Geometri. Sì. Io sono Francesco Vergine e frequento il Montagna di Vicenza. Fratello? Sì. Per fortuna non nella stessa scuola, no? Hai detto subito no. Io sono Maristella Culpo e frequento l'Istituto Tecnico Trentina di Lonigo. Mi chiamo Selina e frequento l'Istituto Galilei di Arzignano. Io sono Aurora Santagiuliana e frequento anch'io il Galilei di Arzignano. E io sono Oriana Boeris e frequento il liceo Tronza Nella Martini a Schio. Sì. E anch'io sono Linda Zilio e anch'io frequento il Tronzanella Martini a Schio. Sono Giulio Tomasi e frequento l'ITIS De Pretto a Schio. Io sono Davide Crimenti e anch'io frequento l'ITIS De Pretto a Schio. Io sono Lorenzo Addeo e frequento il liceo statale Paolo Lioi a Vicenza e sono vicepresidente della consulta. Io sono Fioretti Giacomo, frequento il liceo statale scientifico, ti sei dimenticato, Paolo Lioi e sono presidente della commissione PCTO della consulta. Ex alternanza scuola-lavoro, diciamo. Sì. Io sono Busato Noemi e frequento Marzotto Luzzati. Io sono Alessandro Cuviello e rappresento il Marzotto Luzzati. Io sono Filippo Caldognetto e frequento il liceo Quadri. Io sono Giovanni Ferrari, frequento il Boscardin Biotecnologie Sanitarie e sono l'ex presidente della Commissione Educazione Civica e Legalità. Io sono Serena, ero presidente della consulta, adesso ero al Boscardin, sto provando a diventare un medico veterinario, speriamo di riuscirci, sono rappresentante di corso all'università, se vi può interessare e basta. Hai continuato con l'esperienza della rappresentanza? Sì, perché meglio così. Nanda Serena. Io sono Alice Schesaro e frequento l'Aulo Ceccato di Tiene. Io sono Edoardo Boschetti, frequento Silvio Ceccato, Piazzale Collodri ad Alti Ceccato, sono vicepresidente della Commissione Educazione Civica e Legalità. Bello. Sono Sartori Ettore del Chilesotti di Tiene e sono attualmente presidente della Commissione Eventi e Social. Io sono Enrico Poletti, sono il rappresentante di consulta del liceo scientifico Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. Buongiorno, io sono Chloe Cavalli, rappresentante di consulta del liceo Jacopo da Ponte. Bel nome. Buongiorno, io sono Ajar Bau e sono rappresentante di istituto e alla consulta dell'Istituto Fedele Lampertico. Buongiorno, sono Mia Baghin e sono rappresentante di consulta del liceo Fogazzaro. Oh, ne mette uno oh là. Domande? Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, visto che c'è anche la PCTO. Chi volesse fare un'esperienza in Regione Veneto, quindi venire a lavorare in contatto con il Consiglio regionale, quindi chi ha passione all'interno dell'aspetto legislativo, o con la Giunta regionale, quindi chi è più operativo sul campo nell'esecutivo, ci sono degli stage che possono essere curricolari o extracurricolari. Ci sono delle convenzioni apposite con diverse università, Università Ca' Foscari, Università di Padova, quindi per chi avesse piacere anche di entrare in contatto attraverso questo canale ci sono. Matteo oggi è capo segreteria a 26 anni, ma è partito facendo uno stage, giusto Matteo? Dallo stage poi ha sviluppato il suo percorso autonomo e oggi è un dipendente della Regione Veneto, insomma. Domande? Dubbi?
Curiosità? Proposte da avanzare? Ecco, Ma allora, intanto non è un lavoro, no? Nel senso, è giusto quello che dici. Cioè, la politica non è una professione, ma è anche una professione e richiede professionalità. È prima di tutto una vocazione. C'è chi, e magari anche qualcuno tra di voi, vive l'esperienza della rappresentanza politica come una breve escursione, l'esperienza che uno fa nel suo cammino e poi si concentra su altro. Chi capisce che è una vocazione. E là è il problema, perché la vocazione significa ciò che per quanto tu stia distante dal partecipare, interessarti, discutere, rappresentare, ce l'hai nel sangue e hai un fuoco che si è acceso e che non riesci a spegnere. Quando il fuoco arde, arde. E lì c'è anche un senso di responsabilità nel dar seguito a questa vocazione. Io ho scoperto così, insieme a voi, come voi, con voi, di avere questo tipo di interesse, di vocazione, di aspirazione, di ambizione, e nel tempo ho cercato di darvi seguito. Mi ci sono un po' ritrovato. Ecco, ho capito che mi piaceva, che mi faceva felice, vedevo che anche gli amici attorno a me potevano in un qualche modo trovare soddisfazione da questo percorso e allora ho dato seguito. Non è sempre facile perché politica è servizio e essere al servizio degli altri significa anche un sacrificio di tempo dalla famiglia, la morosetta, il calcio e dedicarsi al territorio, alla comunità, agli altri, alle associazioni. E le persone sono diverse, sono tante e ognuno ha le sue richieste, le sue preoccupazioni, le sue aspettative. Quindi è un mestiere anche molto faticoso. Non cedete alla narrazione che chi è in politica o fa politica fa poco o nulla. Significa avere tanto una grande capacità fisica di stare in mezzo alla gente, di girare, di esserci fisicamente. E poi anche una grande pazienza. Moro diceva la politica è ascolto e pazienza. Quello che voi vedete, cioè il parlare, fare il discorso, la conferenza stampa, è solo la punta terminale. L'attività principale è una grande resistenza fisica, una grande propensione all'ascolto, una grande pazienza a stare con gli altri, che ogni persona è diversa. La politica presuppone il governo dell'uomo e l'uomo è particolare, perché ghina sempre una, ne rabbia col mondo, non è facile da gestire. Quindi mi ci sono trovato e ho dato seguito a quella che percepivo come una vocazione personale. Grazie a te. Quanti giorni hai a tua disposizione? 4-5? No, più o meno, cioè all'incirca. Allora, io ho frequentato il liceo Fogazzaro e in terza superiore mi sono candidato alla rappresentanza dell'istituto con un mio compagno di classe, che è ancora un mio amico molto stretto. Oggi lui ha preso un altro percorso, scrive, uno che scrive libri, molto bravo. E ho fatto rappresentante di istituto, ho capito che questa rappresentanza mi divertiva un sacco, organizzare le assemblee, discutere, partecipare, esserci, girare per i corridoi, vivere la scuola non passivamente ma attivamente, e quindi subito dopo ho deciso di iscrivermi a un partito e di iniziare un cammino politico. Io non avevo la famiglia che aveva fatto politica, quindi non sapevo bene di che si trattava, però era un modo per frequentare persone diverse, anche più grandi di noi, e imparare cose, vedere, sentirsi utili, avere una passione stimolante. Quindi iscrizione al partito, poi ho coordinato il movimento studentesco in provincia, mi sono divertito anche lì, e a 18 anni ero in palestra, la palestra del liceo Fogazzaro, in Contraburci, e mi arriva una chiamata del segretario del movimento che frequentavo, che mi dice: Jacopo, saresti disposto a candidarti in consiglio comunale? Quindi ero là in braghette corte, non ci ho pensato un secondo. Sì, ci sono. E questa è la prima cosa che ho imparato. Quando passano i treni o quando hai delle opportunità che si stagliano davanti a te, devi coglierle, senza eccessiva prudenza. Perché le opportunità, se vissute, possono essere anche talvolta negative, non portare al risultato che speri, ma è tutto bagaglio.
è tutta formazione, è tutta palestra. Quindi ho avuto la fortuna di entrare in consiglio comunale a 18 anni, sono entrato in maggioranza, perché la compagine con la quale correvo ha vinto le elezioni, e ho fatto anche un buon piazzamento, incredibilmente, perché non è che avevamo grande esperienza noi di campagna elettorale. E quindi in quei 5 anni, dal 2018 al 2023, ho avuto l'onore e l'onere di gestire le politiche giovanili come consigliere delegato. Ho fatto il presidente della Commissione Relazioni Internazionali Pari Opportunità e il vice capogruppo. Dopo questi 5 anni, nel frattempo ho cercato di studiare, di approfondire questa politica. Avevo iniziato giurisprudenza a Trento, la facevo un po' da non frequentante perché il giovedì e il venerdì c'era il consiglio comunale, quindi scendavamo da Trento e studiavo, facevo gli esami, facevo l'attività in consiglio e continuavo anche con l'attività politica di partito. Ho coordinato gli amministratori Under 35, ho lavorato un anno nei dipartimenti nazionali, tutte le occasioni che passavano, andiamo in visita a Bruxelles, c'è una manifestazione, c'è un corso di formazione, c'è un momento particolare di confronto con militanti di altre regioni o di altre province, ragazzi e ragazze anche di altri paesi, le prendevo tutte. Nel 2023 mi sono ricandidato in consiglio comunale e a 23 anni sono riuscito a rientrare. La coalizione questa volta aveva perso e quindi sono entrato con un ruolo di minoranza. Un'esperienza altrettanto bella, stimolante. Dopo l'esperienza in consiglio comunale ho frequentato 2 anni la scuola della Fondazione De Gasperi a Roma, molto interessante, una scuola di formazione seria. Ho fatto un'esperienza con la Marina Militare nella porta aerea Cavour e poi nel 2025, dopo 8 anni di consiglio comunale, in maggioranza prima, in opposizione poi, mi sono candidato al consiglio regionale. Anche lì una sfida particolare perché bisogna darsi da fare e ci sono tanti competitor. Sono riuscito a entrare anche lì e quindi oggi sono qua. Questo è stato un po' il cammino, diciamo. Ma allora, la politica si impara sul campo. Tu puoi studiare tutti i manuali del mondo, ma la politica ha una grammatica precisa e la impari facendola. Più ti dai da fare, più esperienze vivi, più persone affronti, più campagne elettorali consegui, più la tua capacità di comprendere le logiche politiche si affina. Questo però, cioè lo spirito pratico di viverla sul campo, impastando le mani, non può essere svincolato da una preparazione, da uno studio. Quindi, università fondamentale, perché ti apre, ti dà strumenti dialettici, ti costringe ad approfondire, ad avere capacità di studio. E poi abbinare anche a qualche esperienza diversa. La formazione non è solo quella che tu vivi all'interno del partito. Ci sono tante fondazioni che organizzano corsi di approfondimento, Fondazione De Gasperi è una di queste, ci sono altre fondazioni anche di ispirazione diversa. E più posti frequenti, più il tuo bagaglio si allarga. E talvolta non è tanto quello che a me ha colpito il contenuto, cioè le lezioni che tu ascolti, no? Ma le persone che trovi lì. Perché più persone tu incontri, con più persone tu ti relazioni, ognuno ha qualcosa da insegnarti e da darti. E se sono persone che frequentano anche questi corsi, che magari sono molto più bravi di te, il fatto che tu li ascolti, le conosci, ci entri in contatto, cresci automaticamente. Quindi imparare dalle altre persone, vivere più ambienti diversi, è anche un po' il segreto di questi corsi. E nel tempo a me sono serviti moltissimo. Guardando le altre persone, rubando con gli occhi, assorbendo come una spugna, riesci a crescere anche tu. Ecco, a volte bisogna essere più attenti a quello che gli altri hanno da dare a te che a rivendicare quanto sei bravo tu. Questo è stato un po' il percorso. Se avete altre domande o spunti, qui c'è anche Nicolò Rossi che è dentro la nostra segreteria. Nicolò invece ha frequentato il Chirisotti Corradini a Tiene.
spunti, problemi? Fame? Sì. Dici come personale? Come personale? Beh, sicuramente penso proprio di sì, no Matteo, se vuoi integrare. Allora, considerate una cosa, che il Parlamento europeo, guardate che è uno spazio tanto interessantissimo, e le carriere degli assistenti particolari delle segreterie politiche in Parlamento europeo sono carriere rilevanti. Qualcuno di loro infatti faceva parte della precedente consulta, ha partecipato proprio l'anno scorso all'uscita che abbiamo fatto a Strasburgo, proprio al Parlamento europeo, altra visita istituzionale che credo sia stata molto Cioè il livello delle segreterie in Europarlamento è molto alto, persone che parlano più lingue, grandi capacità, e dietro a politici di richiamo, di rilievo, ci sono sempre segreterie di altissimo profilo. Il Parlamento europeo è una di queste. Mentre la qualità delle segreterie particolari, devo dire, del Parlamento italiano si è un po' abbassata nel tempo, il Parlamento europeo ha ancora uno standard molto alto. Quello che all'interno del Parlamento italiano, per dire, tiene, è invece la struttura, cioè i consigli parlamentari, la struttura di riferimento che è della Camera e del Senato, quindi non su nomina. Questo perché? Perché il livello europeo oggi è un livello che incide molto di più del livello nazionale. Teo? Sì. Poi il Consiglio regionale del Veneto fa parte delle assemblee elettive europee che sono riunite in un organismo che si chiama CALRE, che riunisce tutti i referenti di tutti i consigli regionali d'Europa che si confrontano su come funzionano queste assemblee negli altri paesi. L'ultimo incontro è stato alle Canarie, si trovano, anche in modo cadenzato e si confrontano su diversi aspetti. È una delega anche questa che rientra nell'ufficio di presidenza, che ha funzione di rappresentanza. Poi i consiglieri fanno anche attività esterna alla regione. Per dire, qualche settimana fa, qualche mese fa, noi siamo andati in missione istituzionale nella Repubblica di San Marino, che è un altro stato, a incontrare il capitano reggente, che era in quel momento capo di Stato, e a confrontarci su alcuni asset da scambiare. Quindi in quel caso ci sono anche delle occasioni di movimento, non si è sempre qui, per dire. Magari penso di interesse, magari qualche approfondimento anche sugli stage che è possibile condurre qui in regione, al consiglio piuttosto che in giunta, se c'è questa possibilità già da studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dopo eventualmente anche da studenti universitari, magari di determinati indirizzi di studio, penso magari a giurisprudenza piuttosto che relazioni internazionali o altro, anche magari viste le scelte vostre future, di corso di studi. Io credo che siano soprattutto rivolti a livello universitario e soprattutto verso la giunta regionale. Poi anche il Consiglio nel tempo ha attivato qualche stage all'interno dei gruppi, però è più tipico all'interno della giunta, quindi degli assessori. Eventualmente magari una proposta da poter fare anche al Presidente è di poter magari nei prossimi anni coinvolgere anche studenti particolarmente motivati, anche facenti già parte delle consulte provinciali degli studenti, in percorsi ad hoc per chi magari è interessato a intraprendere questa professione tra virgolette politica e quindi portare avanti l'impegno civico per il proprio territorio. Certo, per condividervi l'importanza del confronto con paesi diversi, la scorsa settimana noi abbiamo ricevuto la prima visita istituzionale della legislatura. Come ufficio di presidenza
io e il vicepresidente Rucco abbiamo accolto una delegazione del cantone di Zurigo che è venuto qui in visita, e il cantone, tra le domande che io gli ho fatto, ha detto: ma voi avete uno strumento di partecipazione giovanile del vostro consiglio cantonale? C'è una consulta? Ora ci passeranno il regolamento della loro consulta, che è un consiglio dei ragazzi e delle ragazze a tutti gli effetti, e da lì si può prendere spunto, capire come si organizzano loro e affinare anche degli strumenti che possono funzionare qui. E questo passa dal confronto con gli altri. Domande ultime? Sì. Non è stato facile, perché comunque entrare in questi ambienti a 26 anni non è così semplice. Sono ambienti molto competitivi, con età e provenienze diverse, con un forte spirito di concorrenza, e quindi non è che si arriva proprio così alla leggera, no? Poi il più giovane tipicamente viene sempre considerato un po' come l'ultimo arrivato, o comunque quello che può essere scavalcato con maggiore semplicità. Quindi non è facile, non è sicuramente facile. Bisogna avere spirito di adattamento, tanto pelo sullo stomaco. La politica non è per i deboli di cuore. Bisogna avere coraggio, determinazione, saper difendersi, tener botta, tener duro, e sono caratteristiche che nel tempo impari e ti forgiano. Non è così semplice comunque, anche perché quello che io ho notato poi nel tempo è che la progressione comporta una limitazione graduale del tuo spazio personale, cioè della tua vita privata, che inizia a confondersi con quella pubblica. Quando tu sei in giro, io e Francesco andiamo a berci un cappuccino, non è che possiamo solo berci un cappuccino, perché se arriva un cittadino che magari ti riconosce o sa, arriva e ti dice: io ho male alla gamba, ho la visita, menona, ho litigato amorosa, e devi stare lì, ascoltare, capire, sì, è vero. Non è che puoi girare come vuoi, dove vuoi, quando vuoi. Il fatto che la tua vita personale un po' viene erosa da quella pubblica è un altro aspetto che magari in giovane età a volte può pesare, no? Quindi sicuramente anche questo. Se la soddisfazione ripaga lo sforzo, sicuramente sì. Sicuramente sì. Perché talvolta ci vuole anche un senso di responsabilità, no? Non va fatto solo quello che piace a te o che ritieni giusto per te. Noi siamo nell'epoca oggi dell'individualismo sfrenato. C'è l'idea che devo essere felice io. Ma talvolta ci vuole anche un po' di sano altruismo, quello che fa bene agli altri, alla mia comunità, alla mia famiglia, al mio territorio, al mio comune di provenienza, sacrificando anche magari uno spazio per me. Ma questo è importante, perché se nessuno ragiona più in questi termini e tutti noi ragioniamo su quello che ci fa felici noi, e a posto il mondo, gli spazi di partecipazione, di rappresentanza, di lavoro corale si minimizzano, si sfilacciano, si impoveriscono. Quindi la soddisfazione ripaga assolutamente lo sforzo, anche se è uno sforzo che vi posso confermare che a volte non è così facile da gestire, perché uno vede anche il lato bello, no? Poi, insomma, io stasera sarò in televisione a Treviso, mercoledì a Vicenza, magari mercoledì ho l'allenamento di calcio degli amatori e andrei volentieri anche a giocare a calcio ogni tanto, no? Però fa parte del mestiere. C'è anche chi va in fabbrica alle 5 di mattina, Quindi ogni mestiere ha le sue complicazioni, devi accettarle se ritieni che quella strada è una strada che può fare bene non solo a te ma anche agli altri. Mettere a disposizione il tuo talento degli altri, questa è una cosa molto importante. Ci siamo? Perfetto, allora possiamo congedarci, e prima di uscire vi mostro solo velocemente la sala che abbiamo qui davanti, che è molto bella e merita. Ok? No, grazie a voi. Spero sia stato utile.
Aspetta, riaccendo il monitor.